video, nuovo vlog. Vi faccio vedere un acquisto che è qua e lo state già intravedendo, o forse non si vede che cos'è. Ho comprato il nuovo Silk Peel. Nuovo no, perché questo è vecchio, ma è nuovo per me. È una versione non ultra moderna, ma è l'essenziale, cioè veramente l'essenziale. Io avevo il Silk Peel 9 che avevo comprato nel 2017 e ahimè dopo 6 anni di servizio basta, non tiene più la carica e non tira più via i peli, e quindi è un grosso problema perché devi passare sulla zona tantissime volte perché tiri via tutto, e con la conseguente irritazione della pelle e via dicendo. E quindi ieri ho spulciato un po' su Amazon, alla fine ho scelto questo, quindi non più Brown ma Philips, e ho scelto questo perché era 49,99 €, 50 euro, e ce ne sono due dentro. Questo va a corrente e poi c'è anche questo qui piccolino che va però con le pile incluse nella confezione, ed inclusa c'è anche una pinzetta. Chiaramente c'è anche la custodia, che vabbè è una semplice sacchetta di materiale un po' così. Ecco qua, perché io ultimamente stavo diventando matta con il Silk Peel, veramente, perché non funzionava più bene, cioè era sempre sotto carica e non durava niente la carica, il motore si sentiva che faceva fatica a girare, e quindi ho detto, boh, è ora di cambiare Silk Peel. Quindi ho preso questo qua, è strano, è una strana forma, sembra una saponetta. Poi c'è questo qua piccolino, ho già messo le batterie, fa un po' di rumore, sembra un tagliaerba, una motosega, un seghetto, un seghetto. E vabbè, c'è il pennellino, la spazzolina qui per pulire le testine e la pinzetta. Cavo per la corrente che è lungo 2 metri, quindi va più che bene. Ecco, adesso il sole è un po' più decente, un po' più serio. Però ieri sera aveva fatto un bel temporale. Ecco, col sole si sta molto bene. Ah sì, non vi avevo più fatto vedere, ho cambiato la forma alle unghie, l'ho fatta così. Non mi convincono per niente di questa forma perché io ero abituata a averle squadrate, secondo me mi stanno meglio, sono molto meglio. Questo è un mix tra la forma ovale e la forma mandorla. Non è nessuna delle due, è un po' la prima volta che provo a farle così. Visto che le avevo tanto lunghe, allora ho detto ne approfitto e provo a cambiare un attimo forma, però comunque sono da... cioè devo rifare il gel in ogni caso. E boh, non ho mai avuto le mie unghie naturali così lunghe. Vado a provare questa cosa e poi non lo so. Qualcuno me l'aveva detto della cacca di uccellino. È pieno di roba. È lì, però non riuscite a vederlo voi. Comunque c'è, è lì. Boh, io ne vedo uno solo. Spero non ce ne siano tanti, ma il nido è piccolo, non credo ce ne siano tanti. Cioè sarà 1, 2, 3. Adesso non lo so. Comodo, signorino. Sì, sono arrivati 3 pacchi. Comunque io stamattina, ieri sera ho avuto un mal di pancia. Ma una cosa, sono stata proprio male. La notte fortunatamente sono riuscita a dormire. Stamattina di nuovo un mal di pancia allucinante, e da oggi ho iniziato a prendere enterogermina gonfiore. Vediamo. Adesso sto molto meglio. Non lo so, devo vedere nel tempo come andrà, perché stavo finendo i probiotici che avevo iniziato, però sinceramente non stanno più facendo effetto. Una volta funzionavano, adesso non vanno più, e quindi ho deciso di prendere enterogermina. Vedrò. Comunque, detto ciò, devo pulire casa. Basta. Cippi! Domenica 9, avete visto, siamo in giro a piedi
Stiamo andando su a Rifugio Venezia, ma in realtà la mia meta sarebbe un'altra. Devo vedere in che condizioni arrivo su e poi si decide cosa fare. Sembra così vicina con la montagna, ma distante. Andiamo su. Siamo qui, che è la zona, diciamo, più paludosa. Eccolo il fango. E lì Rifugio Venezia. E anche fino a qua ci siamo arrivati. Manca poco, perché non manca tantissimo. Quindi dobbiamo raggiungere l'obiettivo. 5-6 ore più o meno. No, 5-6 ore col cavolo. Arrivati. Questo è il panorama. A parte loro che barontolano dietro, è il vecchietto Franz. Guardate che meraviglia. Siamo arrivati in cima. Io non sapevo se ce l'avrei fatta, sinceramente, ma ce l'ho fatta. Sta arrivando gente. Una persona. Ne vedo solo uno. Ciao! Io volevo solo farvi un video. Tutte che mi danno il culo. Siamo stati a Rifugio Venezia. Io mi sono bevuta una Coca-Cola, Franz una Fanta. Ci hanno fatto una sete che sul momento sono buone da bere, sono frizzanti, sono fredde, sono buone. Sembra che dissetino ti insetti. Poi in realtà hai più sete di prima perché lo zucchero ti frega. Siamo scesi, siamo sui pascoli qui, che quest'anno non c'è nessuno che pascola. Comunque siamo qua e adesso andiamo giù in Malga Ciauta. Scendendo da Malga Ciauta poi io vorrei fermarmi sulla strada. C'è il ruscello che passa sopra la strada e vorrei fermarmi là, mettere un po' i piedi nell'acqua e fare una piccola pausa. E poi andremo a casa. Cioè non abbiamo fatto tanto, ma per me è tanto. Davvero tanto. Ho paura di quanto starò male nei prossimi giorni. Dov'è Franz? Ecco dentro. Lunedì 10 di luglio andiamo a vedere insieme la situazione dell'orto. Franz ha tagliato erba con suo papà oggi. Io ho i polpacci distrutti, immaginavo sarebbe stato così. Stamattina avevo tanti dolori, non riuscivo quasi a camminare e poi è migliorata la situazione e adesso ho i polpacci che mi fanno tanto male, sono tanto duri, gonfi. Ho fatto i bendaggi anche, ma là ci vuole tempo. Le anche ho ancora un po' di dolori, però dai, sta arrivando un super temporale, lì è tutto nero e di là anche tutto nero. C'è l'insalata che è da raccogliere. Che fragolona! No, dove scappi? Sei mia. E questa pianta non ha fragole, no. Vabbè, ho 3 fragole. I pomodori stanno crescendo le piante. Ho un peperone, adesso ve lo faccio vedere. Ed ecco il mio. Non lo posso toccare più di tanto, ho paura che si stacchi. Un peperone verde. Qui è una piccola foresta, mi è partita la fragola e lì anche tutta una piccola foresta. Qua ci sono i cetrioli che stanno crescendo. Le zucchine tonde ci sono, ma sono minuscole. Sta crescendo anche tanta erba e io non ho voglia di pulire. L'insalata è enorme, devo tirarla su, se no, non stasera ma domani devo prenderla, tirarla su, pulirla, perché sì, lavarla e metterla via e mangiarla. Quindi l'aggiornamento dell'orto è questo, una piccola foresta. Ah, eccolo qua Bue, stavo giusto chiedendo dove fosse. Bue, ciao. Eccolo qua, mi stava spiando. Ah sì, no, non soffiarmi, adesso andiamo a mangiare, dai. Ti ho lasciato la porta aperta su, pensavo andassi a mangiare. Devi controllare cosa faccio sempre. Padrone di casa ormai. Sì, dai, andiamo. Veloce. Andiamo, dai. Andiamo, veloce. Andiamo. Dai. Mao.
non ve le avevo fatte vedere tutte. Il problema è che si stanno un po' inclinando perché si stanno seccando e quindi di giorno in giorno bisogna sbatterle un po' in dentro. Oh, un obiettivo, un piano di scale. Vieni, guardate la surfigna, che bella che è diventata, e anche quel geranio lì. Questo si è rotto e infatti per quello ci sono le foglie. Ah, però la terra è secca, ecco perché le foglie sono così. Vabbè. Ehi, ciao. Ciao. Dai, vieni. Di solito quando gli dico ciao mi fa miau, come per salutarmi. Ecco, vi faccio vedere le fragole meglio. Che buone. Se c'è beh, vieni, ho comprato una ghirlanda nuova per il portone perché questa fa schifo, ormai è vecchissima, è tutta scolorita. Recupererò la base del cuore. Vieni dentro, vieni che arriva il temporale, guarda lì, tutto nero, vieni, dai, lascio così, vediamo se arriva. Vieni a mangiare la pappa? Ciao! Ciao! Vieni a mangiare la pappa? Boh, senti Peppe gelosino? Hai sentito Bobo geloso? Vieni a mangiare la pappa? Dai, vieni dentro. Sì, adesso me ne vado, sì, adesso me ne vado.